la battuta cara K, pallone lunghissimo, colpo di testa di Perricone e la sblocca il Bagheria con Perricone, uno dei più attesi, uno di quelli che nonostante giochi dietro il gol ce l'ha nel sangue. 7 minuti 19 secondi, la capolista l'ha già sbloccata, la battuta questa volta primo palo Stassi, l'ha messa il capitano, il gol del 2-0. Fiorentino fronte alla porta, Fiorentino limite sinistro e c'è gloria anche per Fiorentino, prova a passare, riesce a saltare il suo diretto avversario Lucera, ingresso in area, evita anche Cina, conclusione di Lucera che piega le mani a Chiello, poker servito. Cicalese, la palla per Quartuccio che la perde, Giglio per Stassi che fronteggia, Stassi e arriva forse adesso il gol che ristabilisce le distanze, non poteva che segnarlo lui, non poteva che essere di Giorgio Stassi. 4.368 giorni dopo il Bagheria torna in eccellenza, lo fa con grande merito, lo fa dopo una cavalcata straordinaria dal Marsala all'Aspra, dal 2013 al 2025, torna la città delle ville a giocare il campionato di eccellenza. Bagheria batte Aspra 5-3, è la partita non decisiva, perché la partita decisiva è stata probabilmente quella della scorsa settimana, con la caduta del Montelepre, la caduta a testa altissima del Montelepre, il trionfo del Bagheria che ha potuto gioire di questo sorpasso all'ultima curva e adesso può iniziare a festeggiare, può iniziare ad abbracciarsi, può scrollarsi di dosso la tensione, la paura di non farcela, la paura di subire un'altra beffa. Sto soffrendo tantissimo dal primo minuto che siamo arrivati qua a questo stadio a fare preparazione. C'era un obiettivo da fare, penso che alla fine ce l'abbiamo fatta, non è stato niente facile, ci sono tutte discussioni fra di noi, ma ci sono cose che possono stare, alla fine una squadra quando lotta così per vincere un campionato sono cose che possono succedere e devo dire che questo gruppo quando sono arrivato mi sono trovato benissimo. Non è facile quando uno è straniero venire in una squadra così dove ci sono diverse culture, diverse pensieri a volte e questi ragazzi devo dire che sono stati uniti sempre con noi, con me, con Lautaro che siamo quelli da fuori, siamo stati sempre uniti, ci hanno dato una grandissima mano all'inizio, questo è molto importante. Si festeggia per un po' di mate, un po' di sicuramente qualche birretta italiana. Deve vincere! Vincere! E niente, andate così, sono contento. Gioia, siamo felici, È il coronamento di un desiderio che ci portavamo dentro da gruppo da un anno, io da due, per cui sono felice, è stata dura perché abbiamo avuto un avversario a cui vanno i meriti, il Montelepre ha fatto un grandissimo campionato, ne approfitto per complimentarmi con loro, però noi siamo stati sempre sul pezzo, non abbiamo mai mollato. Anche nei momenti un po' difficili siamo stati lì, nonostante loro non mollavano non hanno sbagliato una partita, noi eravamo sempre lì con loro e quindi poi alla fine abbiamo ottenuto il giusto premio. Sono felice per la società, per i ragazzi e per tutti quanti. Abbiamo fatto una grande stagione con i numeri che parlano da sé, quindi ora ci prendiamo questa eccellenza perché penso che ce lo meritiamo dopo un anno di sacrifici. Sono veramente molto contento, quando 2 anni fa ho sposato questo progetto l'obiettivo era quello dell'eccellenza. Diciamo che quest'anno ho ricoperto un po'
tutti i ruoli, dico, si sono messi a disposizione da parte del mister, da parte della squadra e abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Dico, questo lasciamolo stare una cosa a parte, però dico, va bene così, stiamo festeggiando, stiamo godendo e siamo Abbiamo vinto il campionato, diciamo, all'ultima curva, l'ultima gara, e onestamente si sente tanto, guarda, è incredibile, anche questa partita sofferta, partita che non finiva mai, andare avanti con 3 gol di scarto, poi avete visto tutti com'è finita, però alla fine ci siamo riusciti, sono contento per questo successo, per la mia squadra, per il mister, per la società, per il presidente, ma soprattutto per la gente di Bagheria. Però voglio dedicare questa vittoria sicuramente a mia moglie e alla mia famiglia.